Ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV, buon venerdì a tutti voi. Come ogni venerdì in questa puntata andiamo a parlare di tecnologia assieme a Giuseppe e Valentino, che nel dettaglio oggi ci parlerà di come il risparmio energetico cominci dall'uso del LED e poi andiamo avanti nella costruzione del nostro circuito elettronico, installiamo i primi componenti sulla breadboard e ancora, dedicato ai più esperti, vediamo come costruire una saldatrice partendo da un forno a microonde. Davvero interessante. E allora forza, andiamo da Giuseppe. Cari amici, ben ritrovati. Il tema di oggi è ricco di molteplici argomenti. Prima di entrare nel vivo voglio dirvi che abbiamo già trattato questo tipo di tema sul risparmio di energia e non risparmio energetico. Risparmio di energia, in che senso? Parleremo di tecnologia LED. È un argomento che abbiamo già trattato, ma in questo caso entreremo nel profondo, cercheremo di analizzare realmente, vi faremo toccare con mano realmente quello che è l'energia, cioè quello che è il risparmio vero, nudo e crudo. In che modo? Non spiegheremo solo la sostituzione di una lampada vecchia tecnologia con una lampada LED, ma vi faremo toccare con mano realmente dov'è il vero e proprio risparmio. Abbiamo degli ospiti in studio, ospiti che ci spiegheranno esattamente dov'è il risparmio, in che modo risparmiare e come si fa a buttare via la vecchia tecnologia e inserendo la nuova tecnologia. È evidente che tutto questo sistema, tutto questo meccanismo viene eseguito in una estrema semplicità. Buttare via la vecchia tecnologia non è prenderla e buttarla nel rusco, buttarla via significa metterla da parte e riciclarla, non significa buttarla via così tanto per dire. Facciamo entrare il nostro ospite Stefano, vieni pure Stefano. Grazie per essere qui con noi. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Per cui Stefano ti abbiamo invitato oggi perché sei il fulcro, il padre, il pilastro della tecnologia LED. È evidente che tu sai tutto, naturalmente abbiamo spiegato ai nostri ospiti. L'ho fatta io. L'hai fatta te. No, abbiamo spiegato ai nostri ospiti di quelle tematiche tecnologia LED, le abbiamo già riciclate, diciamo sotto certi aspetti, le abbiamo già comunque sviscerate. Qui entreremo nello specifico, cioè cercheremo, tu mi correggi se sbaglio, cercheremo di monetizzare, cioè l'utente finale a casa acquistando la tecnologia LED cercherà di monetizzare e dire ma quanto risparmio io in questa cosa? Dimostriamo esattamente come il guadagno possa iniziare dal risparmio. Benissimo, bella questa, bellissima. Dove l'hai? Te la sei inventata stanotte, di la verità. Me la sono imparata a memoria. Te la sei imparata a memoria, di la verità. No, è lo slogan di ai Cutex. nostri amici a casa cosa vuol dire il guadagno inizia dal risparmio, o il vero significato. Sì, allora, sostanzialmente parliamo, come diceva il collega, di LED, e il LED ha delle caratteristiche. La più importante è quella che con un decimo sostanzialmente delle potenze riusciamo a fare la stessa quantità di luce. Per cui parliamo di flusso luminoso in un certo senso. Flusso luminoso. Flusso luminoso. Quello che ieri facevo con una vecchia lampadina, vecchia tecnologia da 100 watt. Sì, classica lampadina trasparente da esatto, 60, oggi da 100. lo potrei fare con tranquillamente 10 watt di tecnologia LED. Paragonabile a un 60-100 watt, giusto per dare un numero esatto, indicativo, esatto, per dare dei numeri indicativi. Esatto, poi abbiamo preparato anche delle slide dove facciamo vedere i rapporti di conversione, anzi pregherei la regia. Chiediamo alla regia gentilmente se manda in onda alcune slide che le commentiamo assieme in modo tale che sì, i nostri... andiamo pure avanti alla prossima. I nostri... Ecco, allora innanzitutto vorrei spendere due parole su quello che sono le caratteristiche del LED, solo velocissimo. La durata di funzionamento, il LED dura oltre le 35.000 ore, e i costi di manutenzione e sostituzione sono di conseguenza ridotti perché è una cosa che mi dura almeno 10 volte tanto in termini di tempo, è evidente che mi costa anche meno poi tenerla in manutenzione. Per cui noi abbiamo già dato ai nostri amici a casa un valore tangibile, cioè la manutenzione, cioè il costo di manutenzione viene azzerato in un certo Assolutamente. senso. Un elevato rendimento, come dicevamo prima, fino a 11 volte più potente di quello che è la tecnologia esistente. L'efficienza della lampada. L'efficienza della lampada, l'efficienza luminosa, una luce pulita perché è completamente priva di componenti infrarossi e componenti ultravioletto, quindi non deteriora ad esempio i materiali illuminati. E anche questa è una caratteristica abbastanza importante. Funzionamento di sicurezza perché lavoriamo sempre in bassa tensione, accensione a qualsiasi temperatura fino a meno 40 gradi, insensibile all'umidità e alle vibrazioni, quindi anche molto robusto come prodotto, indipendentemente dalla forma, dalla scatola che lo contiene.
Assenza di mercurio, quindi anche qua siamo sull'ecosostenibile, non abbiamo elementi problemi inquinanti non ce ne sono. Sostanzialmente, e non abbiamo quindi neanche la necessità di chissà quali procedure per lo smaltimento. Quando poi, di una semplicità estrema. Esatto. E mi sembra di capire che anche la lampada, cioè il corpo alla tecnologia LED, è riciclabile al 100%. È riciclabile al 100% perché sostanzialmente la tecnologia LED è un contenitore dove dentro poi c'è la tecnologia, ed è un contenitore o di plastica o di alluminio, quindi si ricicla plastica e alluminio, silicio. Il silicio, volendolo, si può riciclare oppure non ma si può addirittura recuperare e rigenerare. Tutto rigenerabile il silicio, perché sappiamo che il silicio, ormai la terra è sommersa e ne abbiamo abbastanza di silicio. Se andiamo avanti con la slide, vediamo velocemente quelli che possono essere i rapporti di potenza. Questo è un rapporto di potenza o di flusso luminoso? No, di potenza, cioè quello che consumo con la vecchia tecnologia a sinistra, lo vediamo a sinistra dello schermo in rosso, e quello che consumo con l'alternativa a LED. Sostanzialmente, se andiamo sulle lampade dichroico o a filamento, abbiamo un rapporto 11:1, quindi una 50 watt la sostituisco con una 4 watt, con un sistema alogeno un rapporto 5:1, quindi in questo esempio una 150 diventa una 30 watt, e poi con le lampade a gas basso consumo, che sono i nostri classici neon, piuttosto che la lampadina a basso consumo così come la conosciamo, che va in un rapporto 3:1. Vedo una lampada compatta alla sinistra dei nostri amici a casa, quella classica lampada a basso consumo, definita a basso consumo, può essere rispondente alla destra dei nostri utenti a casa, che è una lampada tubolare a LED. Per fare un esempio, lo guardiamo su questo pannello, ci sono diversi attacchi, diverse tipologie. Questa qua sarebbe l'alternativa alla basso consumo con tecnologia LED, dove andiamo ad abbattere dei 2/3 i consumi, quindi comunque sostanzialmente abbassiamo del 70% il consumo, ed è la peggiore della condizione per il LED. Cioè, quando noi andiamo a parlare di risparmio energetico, parliamo di un abbattimento che va da un minimo del 70 fino al 95% dei consumi. Ottimo. Per cui quando parliamo di abbattimento da quale punto di vista? Energetico. Economico o energetico? Energetico, che si trasforma assolutamente a a livello economico. Se andiamo con la prossima slide poi lo vediamo. Per cui parliamo di meno si consuma, allora, meno si a spende. sinistra vediamo le tecnologie possibili attuali, andiamo pure avanti. A destra vediamo quello che può essere la comparazione con il LED, che a prima vista può sembrare troppo costoso rispetto alla vecchia tecnologia, ma se poi andiamo a vedere, andate pure avanti con la slide. Per cui parliamo di 5-15 euro, 6 se euro sui 120, vedere, 12 sui 40 euro. Esatto, se guardiamo, dividiamo un attimo i due risparmi. Uno è quello energetico, lo vediamo dopo, uno è quello sul ricambio, sulla durata. Del corpo. Del corpo illuminante. Nel primo esempio, la dichroica, per fare lo stesso periodo di vita che farebbe lo stesso apparato a LED, la cambio 35 volte. Quindi ad esempio spendo 15 euro in una lampadina LED e nell'arco del tempo che questa lampadina LED si esaurirà, ne avrei spesi 175 per cambiare 35 volte la lampadina di vecchia tecnologia. Questa è ottima, spieghiamo ai nostri amici utenti a casa, non solo sulla tecnologia LED c'è un risparmio di consumo, ma va considerato anche risparmio sulla manutenzione. Cioè, la durata della lampada mi dura 35.000 ore, per cui a parità di durata, quante lampade io in quel periodo vado a sostituire nel tempo? Nel primo esempio 35 lampade. 35 lampade. Nella tecnologia alogena circa 25 lampade, nella tecnologia a basso consumo circa 9 lampade. 9 lampade, per cui anche questo è un valore aggiunto che abbiamo dato ai nostri utenti a casa, che non solo nel comprare, nel trasformare un circuito, nel trasformare un'illuminazione tra la vecchia tecnologia e la nuova lampada LED si ha un coefficiente di risparmio proprio sul consumo, ma calcoliamo la durata della lampada che dura 35.000 ore, la vecchia lampadina quante volte io devo sostituirla per arrivare a 35.000 ore, faccio la somma di tutti i soldi che io vado ad acquistare la lampada a LED, che va sommata poi al risparmio, per cui anche quello è un dato che va preso in considerazione quando compriamo la lampada LED, quello che la tecnologia LED. Normalmente non siamo abituati a fare è ragionare a lungo termine, cioè, diciamo che non siamo abituati generalmente a fare questi calcoli, ma se noi la guardiamo spalmata nel tempo, la tecnologia LED che cosa ci può dare, appunto perché abbatte i consumi e abbatte il numero di ricambi, lo vediamo in questo esempio, noi ci accorgiamo che per ogni euro che investiamo oggi nella tecnologia LED possiamo avere un ritorno in termini di moltiplicatore
di 26, 10 o 24, 12 volt. Cosa vuol dire? Ad esempio, sulla dicroica, se io spendo €1 per comprare una tecnologia, una lampada LED, no, una lampada LED spendo €1, bene. Se la paragono a quello che avrei speso sulla dicroica, cioè l'attuale tecnologia, è come se avessi fatto un investimento che, non so, tra 10 anni me ne restituisce 26 di quegli euro. Cioè 26 volte tanto. È come quasi un impianto fotovoltaico, cioè mi costa 10.000 con delle euro, prestazioni, con delle prestazioni un po' diverse. diverse, d'accordo? Per dare un esempio ai nostri amici a casa, Sì. per cui io investo €1 Sì. in tecnologia LED, nel tempo mi ritorna indietro 26 volte 1? 26, 30, dipende dalle ore, dipende da alcuni fattori, non meno di 10 volte quello che investo. Io credo che nella mia vita di essere andato al casino una volta sola, c'è una 37, cioè io metto €1 nella roulette, mi viene quel numero, il 37, è 36 volte la posta, 37 volte la posta, dico Sì, bene? sì. Più o meno è quello. Signori, non andate via, che ci vediamo dopo la rubrica, grazie. Cari amici ed allievi, ben ritrovati. Proseguiamo con il nostro progetto di realizzazione del quanto riguarda l'alimentazione di un dispositivo elettronico a 7 segmenti a LED, il classico circuito da 0 a 9. È molto carino e interessante. Allora, cosa abbiamo qui sul tavolo? Se la regia... Benissimo, che cosa abbiamo messo? Iniziamo la realizzazione di collaudo. Fino adesso abbiamo visto che l'elenco dei materiali, abbiamo fatto il progetto delle resistenze, cioè che cosa abbiamo sul tavolo? Abbiamo delle resistenze, il nostro giustamente display a LED a 7 segmenti, abbiamo dei pulsanti interruttori, un morsetto da circuito stampato, la basetta 1000 fori, la breadboard che abbiamo spiegato la volta scorsa come funziona, l'alimentatore, rocchetto di stagno, saldatore e un paio di pinze a becco. Ora ci tengo a spiegarvi, il mio saldatore è un saldatore a gas, ok? Non dovete procurare un saldatore a gas perché non è necessario, è necessario un normalissimo saldatore. A filo va benissimo, io lo uso a gas per una questione di praticità. Perché? Perché nel mio lavoro spesso e volentieri non c'è bisogno, non trovo la rete elettrica, la 220 per attaccarla, per cui il saldatore a gas è un ottimo strumento, stagno e tutto il resto. Poi abbiamo dei pezzettini di filo per fare i ponticelli. A cosa servono? Servono per il collaudo sulla breadboard, nel senso che quando mettiamo i componenti sulla breadboard ci servono per fare i ponti. Vi ricordate come funziona la breadboard? La breadboard, vi faccio un piccolo ripasso per chi si fosse dimenticato. Abbiamo, naturalmente la giriamo, abbiamo dei collegamenti orizzontali e dei collegamenti verticali. C'è la riga blu e la riga rossa. La riga blu indica il negativo, la riga rossa indica il positivo, perché siamo in regime di alimentazione in continua, dove c'è il più e il meno, per cui non possiamo sbagliarci. Tutta la riga blu, tutti i punti della riga blu sono collegati in modo orizzontale, tutti gli altri in modo verticale, perché se vi sbagliate a mettere dentro, inserire nel reoforo sbagliato, non funziona. Benissimo. Poi abbiamo i nostri pulsanti interruttori. Questi micro pulsanti interruttori hanno dei punti di riferimento per capire. Questo qui è un interruttore a 6 pin, per cui è un pulsante commutatore, ma per la nostra esigenza va benissimo, perché a noi serve soltanto un piccolo interruttore, per cui si è già individuato quali sono i due reofori, i due puntalini da saldare. Gli altri, come vedete, li ho leggermente piegati. Bene. Poi vi spiegherò come metterli dentro la breadboard. Il morsettino da ACS, da circuito stampato, questo piccolo morsettino, a che cosa serve? Serve ad avere l'ingresso dell'alimentazione, cioè l'alimentazione del trasformatore, ok? Dell'alimentatore. Naturalmente vanno inseriti direttamente nei puntali, non vanno saldati sulla basetta.
Per cui poi le pinze a becco a che cosa servono? Le pinze a becco servono a piegare i reofori dei componenti, soprattutto quello delle resistenze. In questo caso, vedete cosa succede? Si prende, quando andiamo a montare il nostro circuito, si prende la resistenza, la si piega in questo stand, così, benissimo, a 90 gradi, si gira dall'altra parte e la si piega in questo senso. Eccola qui. Noi abbiamo creato praticamente abbiamo piegato la nostra resistenza da metterle all'interno della basetta per il circuito stampato. Ora, detto questo, andiamo a costruire il nostro sistema elettronico di funzionamento, per cui si prendono tutti i vari componenti e li si inseriscono all'interno della breadboard. In questo caso il nostro tempo è limitato, è un po' contro, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, però tutto questo elenco dei materiali avreste già dovuto averlo perfettamente. La prossima volta entriamo nel collaudo, cioè andremo a collaudare e vedere il funzionamento sulla breadboard, perché dopo, una volta effettuato il collaudo, andiamo a realizzarlo sulla basetta. Okay? Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi! Grazie, eccoci ancora di nuovo in studio con noi, andiamo avanti con la nostra spiegazione sul risparmio di energia sulla lampada tecnologia LED. Entriamo un attimo nello specifico, nell'approfondimento di veramente tocchiamo con mano il risparmio, sempre con il nostro amico Stefano. Grazie. Stefano, hai portato dei dati, Ho portato, certi. Esatto, un modulo di calcolo che noi utilizziamo quando vogliamo verificare l'effettivo risparmio che si può generare nella sostituzione, e se lo possiamo vedere velocemente. Benissimo. Si inseriscono i dati dell'illuminazione esistente, quindi cosa succede? Sostanzialmente si prende quello che c'è nell'ambiente. Per cui facciamo una specie di analisi. Facciamo un inventario di quello che c'è installato nell'ambiente. Della tecnologia attuale. Benissimo. Poi si fa nella fascia verde, andiamo a inserire quello che è l'alternativa LED, con tutti quelli che sono i parametri che abbiamo detto, che sono 1.11, 1.5, 1.3 in base alla tecnologia che sostituisco, cioè posso sostituire con il LED dal 70 al 90% a battere i consumi. Ma quali sono i dati da prendere in esame per riuscire a fare questo calcolo economico? Quali sono i allora, dati al di là delle tipologie, quindi sapere che cosa ho installato e che potenza ha di consumo, e quanto ha di durata media quel tipo di lampadina, dopodiché si fa l'alternativa LED e poi bisogna conoscere le quantità di ore che le luci vengono usate durante il giorno e per quanti giorni all'anno. Questo è riferito indipendentemente dalla struttura, non so, dal civile, dal terziario, industriale, non ha importanza. È evidente che siccome andiamo a aprire un gap di risparmio importante, più ci sono ore di utilizzo e più questa differenza diventa notevole, perché abbiamo un prodotto che dura comunque 35.000 ore contro le classiche 5, 6, 7.000 ore. Mi viene in mente una domanda, al di là del terziario, che possono essere degli uffici, che non sono tutt'altro che civili abitazioni, o nell'industriale, che sono dei capannoni dell'industria, diciamo così. La signora Maria a casa, che ha la sua cucina, che vive quasi sempre in cucina, indipendentemente da fare un calcolo economico, riesce comunque di primo impatto, sostituendo la lampada compatta, a riuscire a risparmiare. Ti do un parametro universale. Un qualcosa di generalizzato. A livello civile, diciamo così, che quello che io investo per comprare il LED, cioè quindi quello che spendo per comprare il LED, lo recupero tendenzialmente nel primo anno di vita. Bene, per cui non c'è bisogno di stravolgere tutto un impianto, è sufficiente sostituire la vecchia lampada con una nuova. Abbiamo tutta già una serie di lampade, io svitto la vecchia lampadina, monto la lampadina LED. Benissimo. E ho risolto. E in un anno abbiamo già recuperato il costo della lampada. Però c'è un particolare, che se parliamo di civile abitazione, una lampada LED ci fa almeno 15-20 anni di durata. Quindi cosa vuol dire questo? Che se ipotizziamo che ne faccia anche solo 10, se in 10 anni, il primo anno recupero la spesa, facciamo ipotesi che ho speso 100 euro per cambiare tutte le mie lampadine. Una cifra indicativa. E nel primo anno mi fa recuperare sui costi dei consumi 100 euro. In che senso? Sulla bolletta. Sulla bolletta avrò 100 euro in meno di spese. Di spesa all'anno. Nell'anno. I 9 anni successivi, abbiamo detto che durerà 10 anni, i 9 anni successivi quei 100 euro ci vado in vacanza. Benissimo, questo vuol dire che la bolletta, il costo dell'energia che io vado a pagare, mi trovo
un po' meno rispetto a quello del precedente. Tendenzialmente, per quanto concerne il consumo dell'energia per le luci, tendenzialmente mi trovo un risparmio di almeno il 70%. Questo è interessantissimo. Dicevamo, tornando ai nostri calcoli... Noi abbiamo fatto un modello di calcolo, cioè abbiamo inserito dei calcoli in un modello, abbiamo fatto 4 tipologie, lo vediamo un attimo in alto a sinistra, e inserendo le tipologie del vecchio, inserendo le tipologie e poi la comparativa del LED, il foglio di calcolo mi dà dei numeri. Andiamo giù in basso e vediamo quelli che possono essere i numeri, cioè mi dice quanto spendevo prima, quanto spenderò dopo e quindi quanto risparmio. Attenzione che questi non sono calcoli ipotetici, sono calcoli reali. Questa è matematica e si dice che non sia un'opinione. Per cui non ci siamo inventati nulla noi. Assolutamente no. Torniamo un attimo alla slide velocemente per l'ultima volta. Guarda, rientro investimento 121 giorni. Cosa vuol dire? Che in questo esempio, noi abbiamo fatto un esempio tipo, ci siamo inventati un impianto, torniamo pure in studio, ci siamo inventati un impianto, questo impianto fatto 100, quello che spendo come investimento per comprare il LED, in 121 giorni si azzera l'investimento. Che cosa? L'investimento proprio della trasformazione. Esatto. In 121 giorni vuol dire 4 mesi. Bene. Ok, qui è un esempio di un commerciale in questo caso. Certo. Per cui cosa vuol dire? Che ad esempio quell'attività commerciale, se in 4 mesi si è pagato il LED, vuol dire che già dal primo anno ha 2/3 del primo anno che è già guadagno. Ecco perché diciamo il guadagno inizia dal risparmio. Perché il LED non è una spesa, il LED è un guadagno. Il LED è un guadagno. Il LED è un guadagno. Non mi devo chiedere quanto costa il LED, mi devo chiedere quanto mi fa guadagnare quanto mi fa risparmiare. Che è guadagnare, il LED. Perché è un gioco di parole, però il concetto diciamo è chiaro. Che l'utente finale, il messaggio che noi vogliamo dare non è che noi ci vogliamo guadagnare, il nostro obiettivo è risparmiare. Assolutamente. Ora il guadagno, cioè giusto per dare dei termini reali, se il tutto si ripercuote sul costo della bolletta e ipoteticamente all'anno spendo 1.000 euro, faccio un'ipotetica cifra, sostituisco tutto il mio impianto, ora non è il mio obiettivo guadagnarci, è risparmiare. Certo. È evidente che dice ok, nel risparmio ci ho guadagnato. Però già... la prima forma di guadagno è non spenderli, no? Ecco, e non spende, diceva bene, mi rimane qualcosa in tasca, non ho speso prima. È vero da quel punto di vista, però l'obiettivo è risparmiare. Risparmiare non togliendo nulla da dire, risparmio cosa faccio? Vedo meno? Perché il flusso, parliamo di flusso luminoso. Il flusso luminoso lo miglioriamo. Vuol dire, lo miglioriamo perché non abbiamo parlato ad esempio di un'altra caratteristica che è la resa cromatica. La luce LED è una luce molto brillante che ha una resa molto importante, cioè i colori diventano più vivi, l'ambiente diventa più rilassato. Non andate via che ci vediamo dopo la pubblicità. Grazie.